Sono 6 centri per l'impiego in provincia di Vicenza, 47 persone in tutto tra il capoluogo, Lonigo, Arzignano, Valdagno, Schio e Bassano. Un lavoro difficile a servizio di cittadini e studi professionali, messo a ulteriore dura prova da una cronica carenza di personale. Uno dei temi spinosi dell'Assemblea di Vicenza, a cui è andata ad aggiungersi l'emergenza informatica. Vi sono parecchie interruzioni informatiche, anche 5, 6, 7, a volte anche 10, 12 e questo innervosisce parecchio l'utenza e quindi questo crea un continuo e forte disagio a tutti gli operatori e poi su Vicenza capoluogo la stessa carenza di organico di persone che è molto ristretta crea anche tensione fra gli stessi operatori che cercherebbero una collaborazione ma sono effettivamente in numero esiguo. Nell'ufficio di Vicenza operano in tutto 11 persone che ogni giorno vedono decine di utenti. Si va da un minimo di 30-40, si arrivano anche a 70-100 persone al giorno. Teniamo conto che l'operatore quando è in fase di accoglienza spesso deve fare più operatività, cioè ha l'utenza davanti, il telefono che squilla, quindi deve rispondere anche alle esigenze che provengono dall'esterno con l'interruzione informatica, quindi la complicanza dell'operatività, dell'eseguibilità diventa piuttosto sostenuta. Una situazione particolarmente spinosa per il capoluogo di Vicenza, provincia articolata e popolosa che verrà presentata alla Regione, in particolare alla Direzione di Veneto Lavoro, da cui i centri per l'impiego dipendono.